Le terre alte non vanno celebrate ma praticate e supportate con risorse vere e strumenti concreti. Ad affermarlo è la numero 1 di Confindustria Belluno Dolomiti, Loren Berton, alla vigilia della Giornata Internazionale della Montagna che quest'anno si terrà tra Belluno e Cortina. Massima operatività, bando alle ciance, chiede Berton. Non è più il tempo delle fotografie e delle analisi ma delle risposte ai bisogni dei residenti, delle imprese e delle comunità. A partire dai tempi della piena attuazione della legge della montagna, senza scordare le nuove garanzie in materia di start-up e di coinvolgimento dei giovani. Le fa da controcanto il sindaco di Seren del Grappa, Dario Scopel, nel suo ruolo di membro del consiglio direttivo dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni. Senza servizi adeguati non vi è salvaguardia del territorio né futuro per le nostre comunità, afferma Scopel, con l'auspicio che la legge sulla montagna rappresenti una tappa di un percorso più ampio capace di orientare tutte le istituzioni a considerare i territori montani e periferici come elementi vitali per le politiche di tutela ambientale e per lo sviluppo delle comunità locali. La 2 giorni dedicata alla montagna è proposta dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e dal Collegio Maestri di Sci del Veneto, quest'ultimo con un ruolo di primo piano. I maestri di sci sono coloro che proprio sono stati i primi, gli iniziatori, il punto alfa del grande turismo invernale. Ed essere primo non è semplicemente arrivare per primi a fare una determinata cosa. Essere primi significa aver dato la risposta più autentica al desiderio di conoscere la montagna invernale. La prima delle 2 giornate dedicate alla montagna sarà ospitata proprio nella Casa dei Maestri di Sci del Veneto a Belluno, un luogo ricco di storia che vuole continuare a scrivere la storia della montagna.